Un restyling di oltre 400 milioni di euro con i cantieri durati 4 anni che hanno impiegato fino a 1000 operai e 250 imprese fornitrici per la centrale termoelettrica di Porto Marghera costruita più di 50 anni fa. Il nuovo impianto può soddisfare il fabbisogno annuale equivalente di circa 2 milioni di famiglie. Ok, dopo lo fate un altro così. Ecco, viva, un applauso. Al taglio del nastri, in mattinata, presente anche il ministro Urso, ha spiegato come Marghera rappresenti per Venezia e l'intera regione, in particolare per tutta Italia, un polo strategico che, anche grazie all'inaugurazione di stamane, può attrarre nuovi investimenti. Come sa, questo nasce da una proposta di legge che ho presentato in Parlamento all'inizio della scorsa legislatura, proprio per realizzare anche qui una zona logistica speciale che abbia le stesse funzioni delle zone economiche speciali che è possibile realizzare invece nel nostro Mezzogiorno. E quindi il mio impegno sin dall'inizio è a sbloccare questo dossier su cui ho investito la mia credibilità da parlamentare essendo stato il promotore. L'impianto è a gas ma pronto per l'idrogeno. Intanto la centrale ecologica è la più performante che c'è, una delle prime al mondo penso, ed è assolutamente sostenibile, cioè la ricaduta che ha nell'aria addirittura è quasi nulla, è molto bassa. Centrale che garantisce, secondo i dati forniti da Edison, società d'appartenenza, una riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto fino al 70% e di quelle di anidride carbonica fino al 30% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano. È la centrale dei record perché è la prima in Italia con questa efficienza e con questa potenza, è una delle prime in Europa del mondo, quindi 63% di efficienza.